Marangon questa mattina sopralluogo in abbazia di carabinieri, magistrato e medico legale per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Alex, possibili nuovi controlli nella scarpata che scende al Piave, effettuati alcuni prelievi dell'acqua del fiume. L'omicidio di Canizzano, Vincenza Saracino uccisa da una persona che conosceva bene, indagini sempre più circostanziate sul killer che ha accoltellato la cinquantenne. Individuati e arrestati i presunti autori della rapina alla tabaccheria di Viale Monfenere, il giorno prima un furto in pizzeria sul Terraglio, a tradirgli un tatuaggio. Lutto a Conegliano per la morte di un ragazzo di 21 anni, Nicola Della Colletta, portato via in appena 3 mesi da un tumore, il cordoglio dell'atletica Silca, e venerdì i funerali a Ogliano. L'incidente è costato la vita a Zerman di Mogliano al 61enne Michelangelo Gianola, fatale l'impatto frontale in moto con un'auto, il ricordo dell'amico ed editore Silvano Piazza. Fuori dalla giunta di Casugana chi vuol fare politica, il sindaco Conte lancia un chiaro avvertimento ai suoi assessori e al gruppo di Fratelli d'Italia dopo le polemiche con i commercianti. Firmato il protocollo d'intesa per la promozione del dono del sangue tra Avis e associazioni dei comuni, che si impegna a coinvolgere le 560 amministrazioni locali del Veneto. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque la cronaca in primo piano e la tragedia di Alex Marangon. Questa mattina sopralluogo in abbazia di carabinieri, magistratura e medico legale per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Alex. Nei prossimi giorni gli investigatori torneranno sul posto con i vigili del fuoco per controllare il dirupo sotto la terrazza, effettuati anche alcuni prelievi oggi dell'acqua del Piave. Poco dopo le 9 i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoia e l'anatomopatologo Alberto Furlanetto, sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidor. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangon, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma. Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia l'esterno dell'abbazia che l'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza, ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio. Tra i risultati dell'autopsia solo nelle prossime settimane si capirà cosa abbia ingerito realmente quella notte Alex Marangon, che partecipanti al rito sciamanico hanno indicato in ayahuasca, un decotto preparato con dei pezzi di una liana e rametti di cespuglio provenienti dalla foresta amazzonica. Con quali effetti l'abbiamo chiesto ad una farmacista erborista esperta in fitoterapia. È un decotto che si ottiene per una lunga preparazione, ci vogliono anche 2 o 3 ore per prepararla, a volte anche un'intera giornata. Si ottiene facendo questo decotto con una liana e delle foglie di un cespuglio. Ecco la liana ed ecco il cespuglio le cui foglie compongono l'ayahuasca,
Il preparato che, stando alle testimonianze, Alex Marangon avrebbe assunto la sera del 29 giugno prima di morire. Un preparato antichissimo, le cui tracce sono state trovate dagli archeologi analizzando alcune mummie peruviane datate oltre 2000 anni fa. Potente il loro effetto nel corpo umano, che varia a seconda dell'assuntore, ma anche delle quantità utilizzate dal preparatore. Varia a seconda del preparatore e anche a seconda delle piante utilizzate, perché dipende, la pianta del Perù non è la stessa del Brasile e viceversa. Senta, ma qual è il principio attivo? Sono due in particolare i principi attivi. Uno è una tiramina che ha un effetto, come dire, anche eccitatorio, disinibente. Altro gruppo di sostanze presenti sono degli anti-MAO, sono degli alcaloidi che hanno la proprietà di aumentare la concentrazione nostra di adrenalina, noradrenalina e soprattutto serotonina. Queste potenziano quello che ho detto prima, la tiramina che ho detto prima. C'è un effetto disinibente, c'è un effetto anche eccitatorio, ma subito subentra un effetto di disorientamento, un effetto di allucinazioni, anche delle problematiche vere e proprie di frequenza cardiaca, di pressione cardiaca. L'assunzione comporta la perdita immediata dei controlli basilari del corpo, provocando subito un'incontinenza diffusa. Motivo per il quale avevano preso le purghe, e anche dopo il rito generalmente si deve prendere un'altra purga, e durante e prima di prendere questa sostanza bisognerebbe non prendere farmaci, non bisognerebbe prendere vino, non bisognerebbe prendere carne rossa e neanche, secondo gli sciamani, quelli veri, neanche fare sesso. Quindi si può dire, insomma, che se Alex avesse preso questa pozione, l'effetto potrebbe essere stato di potente disorientamento, anche di amplificazione delle proprie paure. Certamente. Se lui aveva già una forma d'ansia, questo gli è esplosa sicuramente. Ed ora invece torniamo a parlare dell'omicidio di Canizzano. Vincenza Saracino, uccisa da una persona che conosceva il cerchio, si stringe sul killer che ha accoltellato la cinquantenne. Vincenza forse quel pomeriggio si è data appuntamento nei pressi della fabbrica dismessa con il killer, una persona che evidentemente la donna conosceva bene, tanto da fidarsi ed incontrarla in quella zona abbandonata e degradata. Gli investigatori hanno acquisito sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso effettuato dalla cinquantenne quel giorno, sia quelle del sistema interno ed esterno al sexy shop nel quale lavorava assieme al marito. Forse in uno di questi fotogrammi potrebbe essere stato ripreso il volto dell'assassino, ma in queste ore si stanno anche analizzando i messaggi e le chiamate presenti nel telefonino della vittima. Potrebbe esserci stato un contatto tra loro poco prima dell'incontro, oppure i due potrebbero essersi messi d'accordo personalmente. Certo è che gli investigatori sono a buon punto. Il killer ha coltellato ben 5 volte al collo Vincenza. Un fendente le ha reciso l'arteria carotidea non lasciandole scampo. Un litigio, o forse due, dovevano chiarire qualcosa. Il killer si è presentato alla fabbrica nel luogo del delitto con in tasca il coltello che poi ha utilizzato per ucciderla, arma che non è mai stata trovata. L'assassino se l'è portata via. I carabinieri hanno continuato a sentire numerosi testimoni tra clienti del sexy shop, amici e conoscenti della famiglia. Da sabato scorso non si hanno più notizie del 70enne Maurizio Contessotto di Maserada sul Piave. La denuncia è arrivata ai carabinieri da parte dei familiari dopo che l'uomo si è allontanato dalla propria abitazione a bordo di un'autovettura BMW 318 di grigio scura targata ES764EY, ve lo ripeto, ES764EY, facendo perdere le tracce. Maurizio Contessotto, alta circa 1,70, i capelli corti, brizzolati, occhi scuri, corporatura media e fisico atletico. Chiunque lo abbia visto possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso. È pregato di contattare immediatamente il 112. I carabinieri di Treviso hanno individuato e arrestato i 2 autori della rapina alla tabaccheria di Viale Monfenera del 10 aprile scorso. Sono gli stessi che il giorno prima avevano portato via la cassa ad una pizzeria lungo il Terraglio, a tradirli un tatuaggio.
Ecco i due autori del furto all'interno della pizzeria All'Albera di Preganziola e della tabaccheria di Treviso del 9 e 10 aprile scorso. Sono due pregiudicati di 56 e 44 anni che i carabinieri hanno arrestato nell'abitazione del più giovane a Marghera. Ad incastrarli, oltre alle immagini della rete di telecamere, anche il tatuaggio con la lettera K che il più giovane ha sulla mano destra. Traditi della K sulla mano. Anche questo è stato uno degli elementi che ci ha permesso di individuare uno dei due autori, che si è aggiunto ad altri elementi che abbiamo potuto raccogliere in coincidenza della presenza di telecamere interne, esterne, dichiarazioni testimoniali, riconoscimenti fotografici, traffici telefonici, tantissimi elementi, compreso l'uso dello scooter che è stato localizzato dai lettori targhe e dalle telecamere del territorio. Tutti elementi ritrovati nell'appartamento rifugio. Durante la perquisizione fatta a Marghera pochi giorni dopo l'evento siamo riusciti a ritrovare sia lo scooter che gli indumenti utilizzati nel corso di un episodio e dell'altro, sia del furto che della rapina. 300 euro il bottino del furto alla pizzeria del 9 aprile, 400 invece quello della rapina del 10. Rapina, ricordiamo, con lesioni nei confronti del proprietario della tabaccheria. Tra l'altro uno dei due era evaso di fatto da Roma. Sì, uno dei due era evaso alcuni giorni prima da Roma, aveva cercato rifugio a casa dell'amico di Marghera e si era rifugiato a casa sua ed è stato trovato il giorno della perquisizione e in quella circostanza l'abbiamo arrestato per l'evasione che aveva commesso a Roma. Conegliano in lutto per la morte di Nicola Della Colletta. Il ragazzo, appena 21enne, ricoverato all'ospedale di Padova, non è riuscito a vincere la battaglia contro il tumore che gli era stato diagnosticato solo 3 mesi fa. Lo ricordano con amore la mamma Mara, il papà Mauro e tutte le persone che lo conoscevano. Appassionato di atletica, in particolare salto in lungo, si aggiunge poi al cordoglio anche la società atletica Silca Conegliano, della quale ha fatto parte fino al 2022. È un ragazzo pieno di vita, sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. Il rito funebre si svolgerà venerdì 12 luglio alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Ogliano. Al posto dei fiori la famiglia invita ed ad eventuali offerte in favore dell'associazione Renzo e Pia Fiorot a sostegno della lotta contro i tumori. Ed ancora cronaca, incidente mortale sulle strade della Marca a Zerman di Mogliano Veneto, a perdere la vita il motociclista Michelangelo Gianola, 61 anni, fatale l'impatto frontale con un'auto, il ricordo dell'amico ed editore Silvano Piazza. Ma era contento, faceva tante cose, una persona gentile, generosa, sapete che frequentava la parrocchia di Mogliano, dava una mano al parroco, faceva anche un po' di teatro, insomma, una persona viva. Ricorda così l'ex sindaco di Silea editore l'amico Michelangelo Gianola, 61 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Ci conoscevamo da una trentina d'anni, lavoravamo nello stesso settore, io una casa editrice, lui era un grafico. E in tanti anni ho sempre avuto bisogno della sua creatività. La pensione è arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro, del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le due ruote. Ce l'aveva da sempre, da quando lo conosco e purtroppo questa passione è stata poi una tragica fatalità. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo Gianola lascia una moglie e 2 figlie, Cecilia e Ilaria, a cui era molto legato, come testimoniano le tante foto sui suoi profili social. Sul luogo dell'incidente i soccorritori, accorsi tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul sinistro la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale al fine di accertare eventuali responsabilità. Pusher 26enne nella rete della squadra mobile Aspresiano grazie ai cittadini che hanno segnalato il via vai sospetto tramite un'app.
Arrestato lo scorso 5 luglio dalla polizia un cittadino di origini straniere classe 1998 per spaccio di sostanze stupefacenti a Spresiano. La squadra mobile di Treviso ha colto sul fatto il 26enne mentre cedeva una dose di eroina ad un acquirente. Nella successiva perquisizione dell'abitazione in cui il giovane viveva sono stati trovati 50 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina, del materiale da confezionamento e circa 3.000 euro in contanti, molto probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Sono state fondamentali le segnalazioni tramite l'app YouPol della Polizia di Stato che hanno permesso agli investigatori della mobile di ricostruire tramite pedinamenti e appostamenti la fitta rete di spaccio. L'applicazione consente di inviare segnalazioni anche in via anonima e di allegare materiali come immagini, audio e video. Uno strumento quindi prezioso, nonché gratuito, che la Questura ricorda essere a completa disposizione dei cittadini. Paura in mattinata alla Zanatta Vetri di Montebelluna in via di Vittorio intorno alle 11:30. 2 operai che si trovavano nel magazzino dell'azienda sono stati travolti da alcune lastre di vetro che dei colleghi stavano movimentando. I lastroni sono caduti dall'alto. Immediato l'intervento dei presenti che con dei muletti hanno sollevato le lastre. Subito è partita anche la chiamata al SUEM 118 e ai vigili del fuoco per soccorrere i feriti. Uno dei 2 operai ha riportato un taglio alla mano ed è stato trasportato al pronto soccorso, l'altro invece se l'è cavata con escoriazioni. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente con altri servizi e notizie. Rieccoci nuovamente in studio. Il presidente di ANCI Veneto Mario Conte ribadisce che i tagli ai comuni veneti mettono a rischio la capacità di far fronte ai servizi essenziali. Si parla di 85 milioni di euro in 5 anni. Ai bilanci in sofferenza dei comuni italiani si aggiunge ora l'ulteriore mannaia dei tagli previsti dalla legge di bilancio, che per il Veneto significano 85 milioni di euro in 5 anni. Dal governo assicurano che non saranno tagliati gli aiuti al sociale come gli asili nido, ma la preoccupazione tra gli amministratori resta altissima. La Regione Veneto e i comuni veneti, io ne rappresento 560, sono da sempre stati virtuosi, attenti e molto sensibili sul tema del risparmio, e quindi chiedere un ulteriore sacrificio a questi comuni significa mettere a rischio i servizi essenziali. Dobbiamo trovare una soluzione, perché tra l'altro una regione virtuosa come il Veneto, che ha saputo ben investire i fondi del PNRR, in futuro avrà bisogno di maggiore spesa corrente, quindi non di tagli. E la richiesta che faremo è quella di investire in queste regioni che si sono dimostrate virtuose, perché potranno diventare un traino per tutto il Paese. Conte ha ribadito che il dialogo con il ministro Giorgetti resta aperto e proficuo, ma i sindaci veneti da più parti si stanno facendo sentire. A cominciare da Sergio Giordani, sindaco di Padova, che chiama beffa il taglio a quei comuni che meglio hanno saputo intercettare i fondi PNRR. Per finire a Damiano Tommasi di Verona, che evidenzia il paradosso tra un governo che propugna l'autonomia, ma che con l'altra mano taglia i comuni. Non va giù leggero nemmeno il sindaco leghista di Bassano, Nicola Finco, neoeletto. Certamente vanno a pesare soprattutto su quei servizi fondamentali per i cittadini, quindi ai bisogni quotidiani, pensiamo all'assistenza agli anziani, pensiamo agli asili, alle scuole, insomma servizi fondamentali dove ovviamente i comuni hanno un ruolo di rilievo e di primo ordine. Quindi su questo noi ci faremo sentire sia come sindaci del territorio, ma anche attraverso il nostro presidente di ANCI Veneto, il sindaco Conte, perché pretendiamo rispetto, perché alla fine siamo quelli che quotidianamente sono sul campo, che devono dare risposte concrete, quindi il governo ci deve ascoltare. Ormai è diventata una consuetudine di tagliare soldi e risorse ai comuni. Io stavo guardando i bilanci in questi giorni rispetto a 10 anni fa, cioè i tagli veramente sono una cosa impressionante, e purtroppo ovviamente i bisogni aumentano perché la popolazione invecchia, le famiglie hanno bisogno di assistenza e di sostegno, però le risorse sono sempre meno. Quindi capisco che quando ovviamente ci sono i periodi di magra bisogna tagliare, ma ogni tanto bisognerebbe pensare a tagliare qualcosa anche a livello statale e non solamente nelle periferie. Fuori dalla giunta di Casugana chi vuol far politica? Il sindaco Mario Conte lancia un chiaro avvertimento ai suoi assessori e al gruppo di Fratelli d'Italia dopo le polemiche seguite alle tensioni con alcuni rappresentanti dei commercianti. Io cerco di fare il miglior lavoro possibile con le persone che mi sono state
indicate come assessori. Devo dire che sono assolutamente due brave persone, sia Rosanna che Gloria, che stanno facendo un ottimo lavoro, una da un punto di vista delle politiche educative, l'altra con le attività produttive. Ci sono stati dei momenti di tensione, delle incompressioni con i commercianti, vanno superate. Mi metto in gioco in prima persona per ricucire e ricostruire il dialogo con i commercianti, però le dinamiche politiche devono rimanere fuori dal municipio. L'ho detto fin dal primo giorno, chi si siede tra i banchi della Giunta deve pensare esclusivamente al bene dei cittadini di Treviso e non alle dinamiche di partito. Quindi se c'è qualcuno in Giunta che è troppo impegnato a far politica, forse non si trova nel posto giusto. Le famiglie trevigiane si sono viste incrementare a giugno le tariffe da parte di Contarina, aumenti del 20 e del 50%. A che serve essere dunque il miglior comune riciclone? Aumenti che vanno dal 20 fino al 50%, sono quelli delle tariffe di Contarina partite a giugno e che ora sono arrivate un po' a tutte le famiglie del bacino Priula. Aumenti giustificati da adeguamenti Istat a quanto pare, ma dall'altra parte i cittadini si interrogano. A cosa serve dunque essere virtuosi nella raccolta differenziata, essere il primo comune riciclone d'Italia, se poi questo non si traduce in sconti e agevolazioni per gli utenti? C'è stato un aumento ingiustificato, soprattutto per quello che riguarda l'asporto rifiuti, che è giustificato da parte loro con il fatto dei maggiori costi anche dell'adeguamento Istat, ma questo è un problema, non si può caricare su il cittadino, ma soprattutto sui lumini. Io l'ho detto anche in consiglio comunale, le signore che sono in difficoltà e che magari hanno i propri cari passano a volte da 14 a 29 euro per una bolletta del lumino, è capitato anche a me per la tomba di mia mamma. Sono anni che siamo quelli che ricicliamo di più, addirittura l'87%, credo che abbiano preso il premio la scorsa settimana, ma più ricicliamo più aumentano le bollette. Non mi sembra che il binomio funzioni. Problemi di costi e tempi anche legati ai funerali. Noi ci stiamo avviando a una società dove tutto si calcola in base al costo. Ecco, questo non può essere trasferito ai funerali, non possiamo fare dei funerali con i secondi, cioè con i minuti, con il cronometro. Dall'altra parte risponde l'amministrazione che garantisce che saranno presi provvedimenti. Il sindaco ha fatto verbalizzare all'ultima assemblea, e l'ho detto in maniera molto chiara, che la tendenza dovrà essere quella di ridurre le tariffe, perché giustamente, visto il grande lavoro che fanno i cittadini e fanno anche tutte le amministrazioni dei diversi colori politici, perché il bacino Priula ha tutti i colori politici all'interno, è giusto studiare un metodo per ridurre queste tariffe. C'è da dire che, e non è una giustificazione, che gli aumenti sono stati legati soprattutto all'Istat ed è stato anche inferiore ad altre città, ma questo non viene giustificato dal fatto che, avendo noi numeri record di differenziata, parallelamente dovrebbe corrispondere una diminuzione o almeno una stabilizzazione delle tariffe. Una situazione che potrebbe pesare però anche sulle fiere di San Luca in settembre, alzando enormemente i costi per i giostrai, ma anche qui si sta provvedendo ad una soluzione. Il decreto Nordio è una scatola vuota, urge una riforma strutturale del sistema carcerario, lo dice l'avvocato Alessandra Nava, preoccupata anche per il sovraffollamento del minorile. Sono già 52 i suicidi nelle carceri italiane solo nei primi 6 mesi dell'anno. Poi ci sono il sovraffollamento, i diritti negati, le condizioni interne spesso fatiscenti, per finire le attività sociali negate durante i mesi estivi. E Treviso non fa differenza. Ad aggravare le cose anche la situazione del carcere minorile, che oggi ospita 26 persone sulle 12 previste. L'avvocato penalista Alessandra Nava, da 30 anni sul campo, non nasconde le preoccupazioni a partire dal decreto Nordio appena approvato a Roma. Con quel decreto, purtroppo, non credo si possa ottenere un granché, perché si tratta di prevedere dei meccanismi che nell'immediatezza non allevieranno in nessun modo il problema del sovraffollamento. Peraltro è un problema che ormai non può essere trattato in questa maniera con provvedimenti emergenziali, ma sarebbe stato necessario ormai da anni, da molti anni, che si facesse carico lo Stato delle condizioni nelle quali vivono, insomma, i nostri detenuti.
Nel periodo estivo ovviamente vengono meno tutte quelle attività che in un certo qual modo durante il periodo invernale consentono a una parte della popolazione dei detenuti di essere impegnati in diverse attività scolastiche, lavorative eccetera, e questo lo dico perché naturalmente in estate questo comporta che rimangano tutti all'interno delle celle in ambienti assolutamente ristretti, assolutamente inadeguati, al limite della decenza, della vivibilità. Poi c'è la questione del carcere minorile. Dato il sovraffollamento, alcuni ragazzi potrebbero essere trasferiti. Trasferirne 5, mi pare di aver letto addirittura in istituti del Meridione, comporterà poi per le famiglie un gravissimo problema, ma poi non si fa altro che tentare di risolvere con pannicelli caldi un problema che è e rimane strutturale. È bene che si sappia che abbiamo un problema che non possiamo più rinviare, lo abbiamo fatto per troppi anni, ci sta deflagrando in mano. La soluzione, secondo l'avvocato Nava, starebbe non tanto nell'indulto quanto nei percorsi di recupero sociale, come fanno all'estero, dove l'alleanza carcere-impresa lavorativa funziona benissimo da anni. Consegnati gli attestati di frequenza al corso Piccole Manutenzioni in ambito edile, organizzato e finanziato da Sicurform Veneto, CNA Casa e da CGL CISL Will, e a 14 richiedenti asilo ospitati nell'ex caserma Zanusso di Oderzo. L'iniziativa è stata pensata per l'inserimento sociale e lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale, cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità. Il corso di 88 ore, di cui 20 sul tema della sicurezza, si è svolto nella stessa ex caserma. Tutti i corsisti sono stati impegnati nell'allestimento di spazi logistici e di elementi operativi di cantiere. Nell'attesa di assunzione sono già arrivate alcune proposte di lavoro per i partecipanti del corso, ai quali non manca la voglia di lavorare. Strana situazione di degrado e un palazzo invaso dalle mosche, la denuncia dei residenti. Mercoledì sera sono entrato e ho visto la mia casa ricoperta di mosche, in ogni stanza aveva centinaia e centinaia di mosche e questo mi ha impossibilitato di dormire. Un'invasione di mosche è il disagio che da diversi giorni non fa dormire i residenti del condominio in via delle Casette 4B a Distrana, costretti ad andare a vivere altrove, chi dai genitori, chi nel camper di proprietà a causa della situazione definita insostenibile. Tra le possibili cause, quelle dei rifiuti organici o liquami lasciati durante la notte e non correttamente smaltiti sul campo di fronte al palazzo. Da 20 anni che abito qui non ho mai visto una cosa del genere. Non aiuta l'impossibilità di arieggiare le stanze per paura che la quantità di mosche si moltiplichi. Dopo giorni di pesticidi e precauzioni del caso, la situazione sembra essere migliorata, ma resta la delusione dei condomini che hanno ripetutamente chiamato gli uffici municipali senza ottenere risposta. Noi qui siamo abbandonati. Firmato il protocollo d'intesa per la promozione del dono del sangue tra Avis ed il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che coinvolgerà i 560 comuni del Veneto. L'accordo siglato tra Avis e ANCI Veneto prevede che i due enti si impegnino a collaborare tra di loro per raggiungere l'obiettivo della continuità della donazione di sangue e plasma attraverso nuovi donatori e donatrici, indispensabili per allargare la platea e sostituire quanti non possono più donare per limiti di età, malattia o altro impedimento. Il sindaco di Treviso e presidente ANCI lancia anche l'idea di una giornata di donazioni da parte dei primi cittadini. Quale migliore occasione per dimostrare la vicinanza ad Avis nel cercare di creare a livello provinciale delle donazioni sindacali, cioè dove tutti i sindaci che hanno voglia di mettersi in gioco, che lo possono fare, si possono incontrare lo stesso giorno. Adesso parleremo anche con la Presidente per organizzare questi momenti di donazione simbolica ma reale da parte dei sindaci. Io mi metto a disposizione in prima persona per donare, perché è importante, perché ci credo e perché dobbiamo anche pensare che un domani saremo proprio noi ad aver bisogno di quelle sacche che sono state donate da altri. La promozione sarà incentrata in particolar modo su interventi in favore dei giovani, mettendo in condivisione informazioni, expertise e strutture, stimolando la conoscenza dell'opportunità della donazione e l'adesione al dono, per costruire una comunità più attenta e partecipe al valore della solidarietà.
Grande la soddisfazione della presidente di Avis Veneto, Wanda Pradal, che gestisce un bacino di oltre 13.000 donatori. Comunicare ai vari cittadini anche tramite le amministrazioni comunali è una cosa fondamentale per far sensibilizzare al dono le cittadinanze e i cittadini tutti. Il dono del sangue e del plasma rimane una cosa importante per chi lo aspetta. L'individualismo sta diventando imperante, fare una cosa per l'altro sta diventando veramente la cosa che fa la differenza. Io invito tutti a fare questo salto di qualità nel donarsi. 10 luglio, giornata mondiale degli anziani e dei nonni. Ne abbiamo parlato con l'assessora alla sociale del Comune di Treviso e il direttore dell'ISDRA. Tra i temi quello dell'invecchiamento attivo. Godere di buona salute invecchiando è la sfida del futuro prossimo. Oggi abbiamo 17.000 centenari in Italia. Ne avremo 160.000 nel 2050. L'invecchiamento attivo vuol dire dare corpo a finché c'è vita c'è speranza e finché c'è vita c'è progetto, e quindi è l'idea di, come dire, in ogni momento della vita, a prescindere da come stiamo, c'è sempre la possibilità di vivere meglio. La capacità di invecchiare restando in buona salute, godendo di buona qualità di vita, sfruttando al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale, partecipando alla vita secondo i propri bisogni, desideri e capacità. È così che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo uno stato mentale oltre che fisico che gli anziani di oggi sempre più mettono in pratica anche grazie alle attività offerte nel territorio trevigiano. In ottica preventiva proprio e di conoscenza e consapevolezza, senza rendere la vecchiaia solo, come dire, guardare la vecchiaia solo sotto l'aspetto sanitario, ma invece salvaguardando la partecipazione attiva alla vita della comunità, e i centri ricreativi con le attività che propongono vanno proprio in questa direzione, ma anche la parte formativa. Insegnare agli anziani a rendersi autonomi con i cellulari, con l'accesso a internet, per poter partecipare così attivamente alla propria vita, prenotando visite o rimanendo in contatto con amici e parenti. Il grande problema che noi abbiamo di fronte all'invecchiamento della popolazione è il tema della cronicità, cioè noi non possiamo permetterci un numero così elevato di anziani con problemi cronico-degenerativi, e allora l'unico antidoto, diciamo, alla cronicità e alla malattia è mantenersi attivi. Ecco perché invecchiamento attivo. Mantenendoci attivi noi spingiamo in là le malattie e spingiamo in là la cronicità. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Il prefetto di Belluno, Savastano, è pronto ad assumere medesimo incarico a Cuneo. Ieri il passaggio delle consegne con il suo omologo Rocco Berton, domani l'ultimo comitato per l'ordine pubblica e la sicurezza. Sulla sfida olimpica, l'auspicio di Savastano, ci sia più entusiasmo. L'auspicio è proprio questo, che tutte le istituzioni, tutte le forze politiche, sociali, economiche, culturali del capoluogo, ma di tutta la bellissima provincia, quindi che tutte le amministrazioni sappiano fare fronte comune, unire le forze verso obiettivi condivisi. Il primo imprescindibile ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, il countdown avanza inesorabilmente, ma ovunque in provincia, eccezion fatta per Cortina, non se ne vede traccia. Ci deve essere più entusiasmo, dice il prefetto, che lunedì prossimo assumerà ufficialmente medesimo incarico a Cuneo. Ai giornalisti Savastano chiede simbolicamente di scrivere la sua lettera di commiato alla comunità intera. Sono stati 3 anni intensi per il prefetto, arrivato a Palazzo dei Rettori il 16 aprile 2021. Porte aperte non è stato solo uno slogan, ma un modo di interpretare il mio incarico, ha detto. Mi porterò la bellissima esperienza veneta per sempre e nel cuore. Un triennio attraversato da momenti di difficoltà, dalla pandemia che ha richiesto un impegno corale, alla guerra russo-ucraina, alla crisi economica che ha causato nuove povertà, disagi e difficoltà. Oggi Savastano guarda alle sfide che attendono la provincia. Abbiamo i fondi del PNRR, ci sono degli obiettivi da perseguire, lavoriamo per spendere bene i soldi che l'Italia si è guadagnata. E poi i Giochi 2026. Venerdì sarà pubblicata una nuova
richiesta di manifestazione di interesse per l'ospitalità delle forze dell'ordine. Il quadro è difficile. Speriamo che gli albergatori, soprattutto quelli che non hanno sottoscritto un regolare contratto, un accordo con Fondazione, ma anche quelli che lo hanno scritto ma al 60% della loro disponibilità, possano decidere di mettere a disposizione le camere per i nostri agenti e le forze di polizia. Senza un'adeguata sicurezza non possono essere realizzati i Giochi Olimpici. Dobbiamo assicurare una cornice di sicurezza adeguata all'evento, vista anche la complessità internazionale e i pericoli che si annidano in Europa. L'auspicio che si tramuta in appello del prefetto Savastano è che si colga la formidabile occasione di sviluppo economico per tutto il territorio. Bellunesi, a cui voglio molto bene, permettetemi di dirvi, lamentiamoci meno e costruiamo di più, unendoci in squadre sinergiche. È stata rinviata giovedì prossimo l'udienza, la terza in Corte d'Assise a Belluno per l'omicidio di Antonio Costa, ucciso a Fener di Setteville la notte tra il 6 e il 7 maggio dello scorso anno. La comunicazione del rinvio ai testimoni è stata fatta direttamente in aula dal giudice Federico Montalto. Oggi doveva proseguire l'escussione dei testi presenti la sera del delitto all'esterno del Kangur Bar, in cui si stava svolgendo una festa latino-americana. Alineva e Meteomont hanno rinnovato l'accordo di collaborazione fra i due enti per la prevenzione, la previsione, la valutazione del pericolo valanghe, obiettivi dichiarati, scambio di dati, di documentazioni e degli strumenti per la sicurezza. 562 professionisti formati, 92 dei quali hanno ottenuto l'abilitazione a osservatore nivologico e 147 hanno preso parte a attività di formazione ed esercitazione pratica sul campo. Questi i dati presentati dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che a inizio 2024 è stato nominato presidente di AINEVA, l'associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti a neve e valanghe, di cui fanno parte le regioni e le province autonome dell'Arco Alpino e la Regione Marche. AINEVA si è posta come obiettivo quello di migliorare ulteriormente tutto quello che riguarda la conoscenza del rischio valanghivo, della formazione degli addetti ai lavori e l'informazione alla popolazione anche alla luce dei cambiamenti climatici. L'assemblea di AINEVA si è svolta a Trento e ha fatto il punto sull'attività svolta, conoscenza, formazione degli addetti ai lavori e informazione nei confronti dei cittadini per un corretto approccio al rischio che in ambiente montano non può essere azzerato. AINEVA e Meteomont, il servizio nato nel 1972 per fornire ai reparti alpini supporto informativo nivologico necessario ad operare in sicurezza in ambito montano, hanno rinnovato il protocollo di intesa che sancisce e rafforza la collaborazione fra i due enti per lo scambio di dati, della documentazione, degli strumenti e dei prodotti per la prevenzione. Nel 1972 nasce questo servizio cosiddetto Meteomont, a seguito anche di purtroppo di brutte disgrazie dove sono stati coinvolti dei giovani alpini di leva sotto delle valanghe. Abbiamo iniziato quindi a individuare una serie di dati che dovevano servire per chi si muoveva in montagna per capire laddove c'era il pericolo marcato o meno, più o meno diciamo pericoloso, la zona pericolosa, in modo da fornire le giuste informazioni a chi opera in montagna. L'accordo rinnova i contenuti del primo protocollo sottoscritto nel 2017, in particolare i previsori di entrambe le parti avranno la possibilità di effettuare telefonicamente o via web conferenze preparative con gli omologhi dei servizi competenti per territorio per concordare sulle valutazioni e uniformare per quanto possibile la disamina del pericolo valanghe sui rispettivi bollettini. Si potrà collaborare anche in caso di criticità valanghiva o di eventi sportivi per la progressiva standardizzazione delle modalità di rilevamento e analisi dei dati e di previsione del pericolo. L'assessore Franco Roccon l'aveva anticipato nelle scorse settimane su Facebook. Vita dura
per gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano in ogni dove in Piazza Duomo, soprattutto dopo le 19, quando i vigili urbani finiscono il regolare turno di servizio. Da ieri fra le nuove fioriere sono comparse delle catene che delimitano lo spazio di fronte a Palazzo dei Rettori, lato Duomo, e che dovrebbero, il condizionale d'obbligo, scoraggiare la sosta selvaggia, pena la rimozione forzata dei veicoli. Se davvero la misura è efficace lo si scoprirà a breve. L'iniziativa ha già sollevato mugugne fra i frequentatori del centro. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio ora la sigla, poi subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.